Sabato 18 marzo, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell'Acqua, Veritas aprirà al pubblico gli impianti che prelevano, potabilizzano e distribuiscono l'acqua potabile. Le visite saranno gratuite e guidate in gruppi di una ventina di persone. Si svolgeranno nei seguenti orari: 9:30, 11, 14:30 e 16 negli impianti di Mestre, al potabilizzatore di Cassolaro, Favaro Veneto, di Chioggia al potabilizzatore di Cavanella d'Adige, di Scorzè alla centrale di prelievo al Campo Pozzi, di Jesolo al potabilizzatore di Torre Caligo, di Venezia al Museo dell'Acquedotto di Venezia e centrale di sollevamento di Sant'Andrea a Piazzale Roma. Per partecipare è necessaria la prenotazione, che darà la priorità. Per prenotarsi, collegarsi al sito www.gruppoveritas.it, cliccare sul banner in home page Porte aperte all'acqua e compilare tutti i campi obbligatori. I visitatori saranno poi ricontattati da Veritas per la conferma della visita. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.